Rimaniamo in tema, il nostro opinionista in merito alla sanità, Giovanni Del Ben, medico forense. Bentrovati. Qualche volta fa avevamo anche parlato della medicina penitenziaria, quindi facciamo il legame con quello che diceva il direttore prima. Ad ogni modo, lunedì sera ho partecipato a San Vito al convegno che parlava di azienda unica e di diritto alla salute. Fra gli altri hanno partecipato il presidente della conferenza permanente dei sindaci per la programmazione sanitaria e sociosanitaria, che è arrivato anche un po' tardi perché ha detto di aver passato la giornata a approvare come conferenza bilanci delle aziende sanitarie che già erano stati definitivi. Ragionevolmente anche lui si rendeva conto che i sindaci in sanità dopo la riforma del 2009 contano veramente poco. Poi ha parlato anche il presidente di Federsanità, che qualcuno vede come prossimo assessore alla salute, ma che lui con molta ironia ha detto no, non voglio essere io, perché nella storia del Friuli Venezia Giulia né i presidenti di giunta regionale né gli assessori alla sanità vengono poi rieletti, e quindi se questo è il trend degli ultimi 20 anni noi dobbiamo prepararci anche ad avere il nuovo quando fra un anno si voterà alle regioni. Ad ogni modo, quello che è emerso è che non c'è buon senso nella proposta dell'azienda sanitaria unica e altrettanto non c'è buon senso nell'idea di scorporare gli ospedali di rete. Peraltro però di questa proposta non c'è ancora un testo scritto. Si parlava dell'esperienza delle Marche, dove l'azienda unica è in piedi dal 2003 e oggi si dice che non sta raggiungendo i risultati e stanno dividendo le regioni in aree vaste. Quindi anche da noi. Noi sappiamo comunque che quel tipo di azienda, tutto unito, non darà una risposta ai bisogni della popolazione anziana, non consentirà l'integrazione sociosanitaria, non coinvolgerà i comuni nel mettere insieme il sociosanitario con il socioassistenziale. Allora questa è una proposta che ha poco senso, perché i veri problemi sul tappeto sono le liste di attesa troppo lunghe, le dimissioni precoci, l'assistenza domiciliare sottodimensionata, quindi troppi anziani in casa di riposo, le rette elevate, la prevenzione scarsa, la qualità dell'aria minacciata anche dall'incenerimento dei rifiuti. Allora, se vogliamo parlare di sanità, meglio parlare di problemi che farci sviare l'attenzione su una proposta che ragionevolmente non sta in piedi. Giovanni Del Ben, grazie, medico forense, grazie ancora.